Si preannuncia un fine settimana di proteste sul fronte del Green Pass, la principale domani a Trieste, ma saranno interessate tante piazze in tutto il nord-est, diversi gli appelli a evitare scontri e tensioni. Covid-19 nel Padovano aumentano i contagi, ma anche le vaccinazioni. 9.000 cittadini hanno ricevuto la prima dose negli ultimi 10 giorni. A una settimana dall'apertura delle discoteche a Spresiano, il punto con i rappresentanti sindacali dei locali da ballo, all'incontro presente anche l'assessore Lanzarin. Presentato a Venezia il progetto INPS per tutti per rendere più accessibili le prestazioni sociali ai soggetti fragili ed emarginati, coinvolti ANCI e Caritas. Tragedia in A4 a Vicenza, muore 23enne di Verona dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo, grave una ragazza di 21 anni. Un escursionista tedesco è morto precipitando dalla ferrata di Bona sul gruppo del Cristallo a Cortina. Dell'uomo 31 anni si erano perse le tracce da ieri. La staffetta della pace arriva in altopiano grazie ai bersaglieri e dona nuova vita alla memoria del milite ignoto. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Si preannuncia quindi un fine settimana di proteste e di tensioni sul fronte del Green Pass. L'attenzione è tutta rivolta a Trieste per le prossime ore, dove sono attesi 20.000 manifestanti, ma proteste analoghe potrebbero esserci in altre piazze del Veneto. Un elenco che si allunga di ora in ora. Facciamo il punto. Io spero veramente che ci sia un senso di responsabilità in questo caso e protestare è giusto, protestare è lecito, niente da dire, ma che venga fatto nei giusti termini senza esagerare in questo caso e creare effettivamente veri e propri disordini. Così la vicepresidente nazionale di Confindustria, la trevigiana Maria Cristina Piovesana, guarda le manifestazioni promosse nel fine settimana in tutto il Veneto dal fronte No Green Pass. L'attenzione e le preoccupazioni sono tutte su Trieste, dove sono attesi 20.000 manifestanti, ma eventi collaterali sono previsti in tante altre piazze, elenco che si sta allungando di ora in ora da Belluno a Treviso, passando per Bassano, Rovigo, Padova, ma le motivazioni di questa onda di protesta, dice il virologo Pregliasco, sono diverse dalle ragioni della scienza, anzi incompatibili. Io credo che ciò che si sta vedendo in Inghilterra, in Russia, in altre nazioni, faccia vedere oggettivamente che siamo ancora in mezzo a una situazione non piacevole. Fronte No Green Pass che resta comunque minoritario dentro le fabbriche del Veneto, dove la produzione, trainata da una fase di crescita, continua. Direi che vedo che le cose stanno andando nella giusta direzione, nel senso che oggi c'è un controllo e le aziende al momento non si sono fermate. A reggere l'onda d'urto anche il settore pubblico, con la vistosa eccezione di trasporti. A Treviso è ancora in corso il braccio di ferro tra società MOM e autisti Novax. Non è rimediabile, è inutile dire che proprio sul trasporto c'è questo effetto sull'utenza, perché appunto le assenze non possono essere facilmente ripianate con tutta la buona volontà, perché ovviamente gli autisti devono essere formati, devono avere delle abilitazioni la cui acquisizione non è semplicissima. E questo con il governo che sta valutando un'ulteriore estensione della terza dose a nuove fasce e categorie. Lo ha detto il ministro Speranza alla Camera, lo ribadisce il collega bellunese D'Inca, che lancia un nuovo appello a immunizzarsi. Arriva d'inverno, siamo tutti chiusi all'interno, le problematiche vengono avanti e ci sarà ancora contagio, perché non c'è una vera immunità di gregge, perché questo è un virus molto molto veloce. E quando saremo tutti chiusi in casa durante le festività dobbiamo in qualche maniera avere la massima sicurezza. Contagio che in realtà nel Padovano per esempio sta già aumentando. 9.000 prime dosi di vaccino anti-Covid in 10 giorni nell'ULSS 6 Euganea, 5.500 in persone tra i 20 e i 60 anni. Innegabile l'effetto Green Pass sull'andamento della campagna, che nel territorio padovano ha raggiunto 8 cittadini su 10 e la quasi totalità dei grandi anziani. Numeri che arrivano in una settimana che sta registrando un costante lieve aumento dei contagi. 108 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, 1.533 i cittadini in isolamento in questo momento. In leggera crescita rispetto alla scorsa settimana anche la situazione negli ospedali. Sono 15 in totale le persone ricoverate nelle terapie intensive, 31 i pazienti in area non critica.
alta l'attenzione dei sanitari. Sono preoccupata anche delle coinfezioni che potrebbero esserci, influenza piuttosto che altri virus parainfluenzali, altri virus comunque respiratori che durante la stagione invernale circolano, e questo determinerà sicuramente un aumento di accesso ai pronti soccorsi perché tutti prima devono escludere il Covid. Non solo il Covid, quindi, ma il virus aumenta la pericolosità di malattie tipiche dell'autunno a partire dall'influenza. E resta un nodo da sciogliere, quello del Green Pass per le badanti. Il rischio è che la badante a cui è molto affezionata il nostro tutelato, in genere sono iscritti al nostro sindacato di pensionati, si trovi senza questa figura, perché l'obbligo del Green Pass non può da tutte essere rispettato. Questo è l'allarme che lancia il sindacato dei pensionati CISL. I motivi sono vari. La provenienza delle badanti, prevalentemente dall'est Europa, porta con sé la possibilità che siano vaccinate con il siero russo Sputnik, che non è riconosciuto dall'Agenzia Europea del Farmaco. Stando ai dati dei loro associati, che però sono evidentemente parziali, c'è un 5% di assistenti alle persone anziane non in regola con il Green Pass. Va data un'attenzione particolare perché ne va dei nostri anziani. Non vorrei che capitassimo come fu i primi episodi nelle case di riposo e che abbiamo la possibilità invece adesso di essere vaccinati, scattare una tutela sarebbe molto importante. Validare il vaccino russo per ottenere il Green Pass sarebbe una soluzione. Praticare opera di convincimento verso chi non si è vaccinato, l'altra via. Riconoscere lo Sputnik è stato già riconosciuto per gli abitanti di San Marino, che lo hanno effettuato, non si capisce perché non venga fatto, non venga rilasciato il Green Pass a chi ha fatto lo Sputnik. Poi rimarrebbero quelle che non lo hanno fatto, e quelle che non l'hanno fatto sarebbero costretti ogni volta ad andare a fare i tamponi. Ecco, in questo caso bisogna intervenire con una persuasione, perché va bene, è una tutela per loro ed è una tutela per il nostro tutelato a sua volta, pensionato, che ha bisogno di essere sicuro, perché la fragilità di questi anziani è quella che ha pagato di più in termini di vite umane. Intanto da una settimana hanno riaperto i battenti, le discoteche, si può ballare ma a precise condizioni. Il comparto però è ancora in difficoltà. Questa mattina all'Odissea di Spresiano si è fatto il punto alla presenza dell'assessore regionale Lanzarin. Quanto si resiste però col 50% di capienza? Non si può resistere molto. Questa è proprio una boccata d'aria appena per dire ci siamo, più che altro serve per dire ci siamo e vogliamo far vedere che facciamo qualcosa. In realtà non si può. La storica pista da ballo Odissea di Spresiano ospita questa volta a sedie distanziate il palco, una conferenza stampa. Sono le sigle sindacali dei locali da ballo Treviso, Padova, Venezia che incontrano il segretario nazionale Maurizio Pasca e l'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin per stringere una sorta di patto. L'obiettivo ad una settimana dalla riapertura con capienza solo al 50% è di arrivare a riaprire i locali al 100% per Natale, 70% entro fine novembre. È stata un'odissea a riaprire, dicono, nonostante il parere favorevole del CTS del 23 luglio scorso, e sarà un'odissea ugualmente sopravvivere con una pressione fiscale al 48% e un'IVA al 22%, il doppio di quella prevista per cinema e teatri. La promessa è quella che con la curva dei contagi che scende giornalmente, entro la fine di novembre e metà dicembre i locali possono ritornare con la loro capienza effettiva al 100%. Speriamo che a breve queste limitazioni siano veramente tolte, perché è veramente dura stare aperti con le spese che abbiamo, con questi numeri insomma. Spese come quelle del punto tamponi che l'Odissea sta sostenendo per i clienti sprovvisti di Green Pass. La capienza andrà rimodulata, promette dal palco l'assessore Manuela Lanzarin. Monitoreremo l'andamento dei contagi. Se in questi presidi facciamo anche interventi di sanità pubblica, tamponi, interventi per quanto riguarda l'uso di sostanze, di alcolici, voi capite insomma che andiamo anche a intercettare anche altre criticità. Abbiamo sempre detto, questi sono ambienti protetti, ambienti che probabilmente riusciamo e riescono a gestire in maniera più attenta.
La politica domani è il 4º anniversario del referendum sull'autonomia e in queste ore il deputato trevigiano della Lega Giuseppe Paolin ha depositato un'interrogazione nella quale ricorda al governo come il 22 ottobre del 2017 oltre 2.200.000 veneti abbiano detto sì al quesito referendario. Il fatto grave, scrive Paolin, è che il governo prevede che la riforma del federalismo fiscale avvenga solo entro il primo quadrimestre del 2026, un tempo di attuazione che non si ritiene accettabile né per il Veneto né per le altre regioni che hanno chiesto l'autonomia. Da qui l'out-out di Paolin, il governo batta un colpo. E a proposito di autonomia e emergenza Covid, se il Veneto fosse stata una regione a statuto autonomo avrebbe potuto gestire meglio la questione Green Pass e tamponi? Lo abbiamo chiesto ai bassanesi. Lei, se il Veneto fosse stato autonomo, avrebbe gestito meglio la questione Green Pass, tamponi, Covid? Certo, come no, ci mancherebbe altro. Oltretutto ci stanno facendo una guerra uno contro l'altro. Anziché spargere un po' di amore verso le persone e convivere come tutte le religioni che ci sono, non ci sarebbe questo antagonismo così cattivo. Penso che sia la stessa cosa anche se fosse stato autonomo. Il problema non è l'autonomia, il problema è che la gente si sposta continuamente senza sapere il perché e per come. Non c'è più un'idea, un'ideologia, c'è a destra però, nella Lega e in Fratelli d'Italia. Se il Veneto fosse stata una regione autonoma, secondo lei, sarebbe stata gestita meglio la situazione tamponi, Green Pass, Covid? Senz'altro, perché i veneti sono bravi. Secondo me sarebbe cambiato poco, nel senso che il presidente della nostra regione, io credo che l'abbia gestita bene in Veneto, poi non parlo per le altre regioni. Ho perso un po' le speranze sinceramente per tante cose. Non voglio essere polemica, ma comunque ci siamo capiti. Credo che sia una materia di competenza nazionale alla fine, quindi non penso fosse cambiato molto. Mi sembra che sia stata gestita con senno e quindi niente da dire. Vi parliamo adesso di un progetto lanciato questa mattina a Venezia, si tratta di INPS per tutti. Con la firma dell'accordo si estende anche in Veneto INPS per tutti, il progetto per favorire l'integrazione sociale e promuovere il contrasto alla povertà. L'accordo siglato fra l'INPS, l'ANCI Veneto e la Caritas è nato con lo scopo di intercettare i senza dimora e i cittadini più fragili, spesso non consapevoli dei propri diritti e difficilmente raggiungibili, che una volta individuati potrebbero aver diritto a varie tipologie di aiuto economico. Abbiamo il reddito di cittadinanza, l'assegno sociale che è noto come pensione dei poveri, abbiamo il reddito di emergenza e direi tutto il settore delle prestazioni in materia di invalidità civile, quindi almeno 4 aree di prestazioni assistenziali cui potrebbero avere diritto delle persone che però non lo richiedono semplicemente perché non sanno di avere titolo, di avere i requisiti per poterle chiedere. Il progetto consentirà inoltre di sviluppare interventi che possano incidere in modo sostanziale sulle persone che hanno più di altre sofferto le conseguenze della pandemia. In Veneto le richieste di aiuto delle famiglie italiane sono quintuplicate secondo l'ANCI. E noi non vogliamo lasciare indietro nessuno, lo dico davvero con grande trasparenza. Tutti i sindaci del Veneto hanno a cuore il bene della loro comunità, soprattutto degli ultimi. L'impegno di raggiungere i più fragili ed emarginati sarà possibile proprio alla capillarità delle strutture territoriali dei comuni e di Caritas. Stiamo trovando nuove povertà sia tra le persone in fascia lavorativa che per vari motivi non hanno più una residenza e quindi si ritrovano a dormire in strada, e dall'altra invece le famiglie dove il tema è un problema legato sia al lavoro ma anche alla perdita della casa. I nuovi poveri sono generalmente uomini sopra i 50 anni, 60 anni di età, con una rete familiare scarsa, spesso incapaci di richiedere aiuto per una questione di pudore.
Una volta prese in carico dagli operatori di Caritas o dei servizi sociali dei comuni, sarà possibile valutare, dopo delle attente verifiche, se le persone potranno beneficiare delle prestazioni che verranno erogate dall'INPS. I finti poveri, smascherati dall'autorità giudiziaria, non sono pochi anche nella nostra regione. Chi entra in possesso di denaro e lo sottrae a quelle persone che invece hanno realmente bisogno fanno un danno enorme, soprattutto a queste persone e all'intera comunità. Quindi vanno chiamati con il loro nome, sono delinquenti. Ancora una tragedia in A4, a perdere la vita ieri sera una 23enne della provincia di Verona. Ennesima tragedia in strada, uno schianto in auto, costato la vita a Pietro Cuozzo, 23enne di Verona. Tutto è successo intorno alle 22 di mercoledì, lungo l'autostrada A4, vicino allo svincolo di Vicenza Ovest. A bordo del doblò, che stando alle prime ricostruzioni sarebbe finito per cause da accertare, contro il guardrail anche una 21enne veronese che gravemente ferita è tuttora ricoverata in prognosi riservata al San Bortolo di Vicenza. Il giovane a seguito dell'impatto sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo e travolto dai veicoli in transito in autostrada. Sul posto l'intervento della stradale di Padova, i medici del SUEM e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere la donna, un intervento durato a lungo che ha comportato la chiusura della carreggiata e disagi alla circolazione. E un escursionista tedesco è morto precipitando dalla ferrata di Bona sul gruppo del Cristallo a Cortina. Dell'uomo 31enne si erano perse le tracce da ieri. La moglie e i figli lo hanno aspettato invano ieri nell'albergo in cui alloggiavano e da dove è partito l'allarme. Le ricerche sono iniziate dopo le 20 di ieri sera e sono proseguite per tutta la notte. Stamattina a ritrovare il corpo senza vita dell'alpinista sono stati i soccorritori del Soccorso Alpino, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che si sono incamminati a piedi nel canalone dove il tracciamento del cellulare ne aveva segnalato la presenza a 2700 metri di quota. E ritorniamo adesso nel Vicentino per raccontarvi di una spaccata in strada marosticana. Hanno usato dei vecchi TV Color, dei pezzi di legno e una catena, disponendoli nel cancello del piazzale per sbarrare la strada alle pattuglie dei carabinieri, intervenuti intorno alle 5 del mattino per una spaccata al negozio di un noto rivenditore di materiale elettrico in strada marosticana. Il colpo studiato da parte dei ladri che hanno approfittato del sistema di videosorveglianza esterno in avaria. Entrati dalla scala di emergenza, hanno rotto un vetro e si sono introdotti per portare via cellulari di varie marche. Il suono delle sirene li ha messi in fuga e sono riusciti ad asportare solo pochi smartphone per un bottino ancora in corso di quantificazione. Andiamo adesso nelle fornaci dell'Isola del Vetro a Murano, dove sono arrivate, come se sono arrivate, le bollette rincarate dell'energia. Le vetrerie di Murano sono alla canna del gas e non è purtroppo solo un modo di dire. 8 vetrerie hanno chiuso i battenti. I rincari alle bollette del gas rischiano, dopo il Covid, di dare il definitivo colpo di grazia alla produzione del vetro di Murano. Il maestro vetraio Giancarlo Signoretto dà voce allo sconforto dei colleghi. Il costo del gas è troppo alto. Come vedete io qui ho una bolletta, non è la mia per fortuna, questa è una bolletta che dice la verità. Da 9.000 euro che si pagava tempo indietro, oggi siamo arrivati a 24.000 euro. Questa è pura fantascienza. Murano non può più sostenere importi del genere. Se vogliamo che Murano resta aperta, dobbiamo darci una mossa. I forni sono chiusi. Su 43 fabbriche a Murano, 8 hanno già chiuso. Il problema più grosso oggi è che la fabbrica che fornisce la materia prima, se chiudono loro, siamo rovinati. O ci diamo una mano e ci viene incontro qualcuno, e quando parlo di qualcuno deve essere la politica, le istituzioni. Noi il nostro lavoro sappiamo farlo, adesso fate voi il vostro e fatelo con criterio, perché Murano ha bisogno di lavorare. Dietro a tutto questo mondo ci sono famiglie. La questione è già approdata nelle aule parlamentari. Così la deputata veneziana
Sara Moretto. Dobbiamo assolutamente tener conto di quanto soffriranno e stanno soffrendo le realtà più piccole, che non sono caratterizzate, dichiarate come grandi imprese energivore, ma che di fatto sui loro bilanci il costo del gas è una delle voci principali. Io vorrei rivolgere al Ministero l'invito a valutarne alcune che abbiano uno specifico impatto non in un settore come lei diceva, ma nelle micro e piccole imprese e nell'artigianato italiano, che quindi tra questo set di possibilità che il governo italiano ha all'interno di ciò che indica l'Europa ci siano alcune misure che guardano specificatamente agli effetti di questi rincari nelle micro e piccole imprese artigiane, tra le quali anche quelle di Murano. E la situazione continua ad essere gravissima anche nel cuore della Valbelluna, in ACC, la storica ACC, non più di 30 giorni per trovare una soluzione autauta al governo dei sindacati. Una crisi strutturale è arrivata a un punto di non ritorno. La carenza di liquidità ha ridotto la produzione e per ACC il tempo è oramai agli sgoccioli. Dalla Fiom l'ultimo appello al governo per il salvataggio dello stabilimento di Villa di Mel, l'ennesimo, con un richiamo alle forze politiche e istituzionali, provinciali e regionali. Siamo arrivati a questo punto, e noi lo ribadiamo ormai da tempo, perché chi ha preso in carico l'azienda, cioè il Ministero dello Sviluppo Economico e quindi il governo, non hanno addivenuto a tutte le promesse fatte. Un'eccellenza nazionale dimenticata in un periodo storico in cui il comparto dell'elettrodomestico gode di ottima salute e noi sappiamo, spiega Bona, che le fabbriche chiuse non si riaprono più. Noi abbiamo le nostre eccellenze, sulle nostre eccellenze noi dobbiamo puntare ed investire. Oggi ci sono a disposizione ingenti quantità economiche grazie al PNRR e ai piani europei. Io non capisco perché il governo italiano e insieme al governo italiano mi permetto di dire anche la Regione Veneto non si dotino di una politica industriale che individui quali sono i settori strategici e su quegli settori strategici investire ingenti somme o somme rispetto al PNR per creare lavoro qui. I lavoratori di ACC aspettano una soluzione perché questo è quanto è stato loro prospettato e gli impegni vanno mantenuti. Il Veneto, aggiunge Bona, deve far valere il suo peso specifico proprio in queste ore drammatiche. Rivolgo ancora un appello a tutte le forze politiche e istituzionali della provincia di Belluno del Veneto perché si faccia qualcosa per ACC. Sarebbe veramente un omicidio industriale, non possiamo permettercelo. La staffetta della pace voluta dai bersaglieri arriva sull'altopiano di Asiago e dona nuova vita alla memoria del milite ignoto. 100 anni fa l'altopiano dei 7 comuni, come gran parte delle montagne del Veneto, veniva devastato dal macello della prima guerra mondiale. Oggi a ricordare quei giorni ci sono le buche delle granate nei prati sui quali pascolano le mandrie, ci sono i sacrari, gli ossari, le testimonianze della memoria, ma oggi si parla del milite ignoto, si torna a parlare del milite ignoto, un omaggio alle migliaia, decine di migliaia di caduti di tutte le bandiere che sono rimasti insepolti senza nome in questo territorio. La staffetta Cremisi non poteva mancare come tappa in tutto l'altopiano di Asiago, dove ci sono stati dei cruenti combattimenti, ed è per questo che siamo partiti prima da Gallio, dalla chiesetta lì dove sono state raccolte tutte queste salme, e scelta la numero 3. Adesso ci spostiamo qui ad Asiago, dopo questa chiesetta ci sposteremo al Sacrario dell'Aiten, dove il numero impressionante, non tanto sì dei caduti che sono 50.000, ma 33.000 sono ignoti. Oggi noi ricordiamo tutti i militi ignoti di queste montagne di tutta Italia. Ancora oggi noi tumuliamo ogni anno i resti di soldati che rinveniamo nei nostri boschi. Credo che questa tragedia non debba essere dimenticata, ma anzi devono essere trasmesse alle giovani generazioni quei valori di unità e anche di sofferenza che questi ragazzi, che questi uomini hanno condiviso sulle nostre montagne. C'è un'emozione incredibile, brividi alla pelle fin da questa mattina dalla partenza di Gallio per l'arrivo qui in Parco della Rimembranza, quindi veramente un'emozione, una compartecipazione, si sente, si vede che le persone hanno partecipato con il cuore, con la passione e con la testa sul pensiero, sul mito ignoto. Dal Veneto è quindi tutto anche per questa sera, non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora. Vi ringrazio per l'attenzione, adesso le previsioni del tempo, buon proseguimento.
Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Benvenuti al Meteo. Perturbazione in allontanamento nella giornata di venerdì 22 ottobre causerà ancora qualche disturbo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto migliora il tempo, tuttavia sulla pianura saranno possibili delle piogge, più probabilmente fino al mattino. Nuvolosità in diminuzione, lo vediamo poi nel corso della giornata con maggiori spazi soleggiati. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 17 e i 19 gradi. Ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente in mattinata avremo qualche precipitazione a carattere sparso, a seguire sarà più asciutto con locali schiarite. Temperature minime tra 7 e 12 gradi, massime sui 15-19 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo con tanto sole, il cielo si presenterà poco nuvoloso solo con occasionali addensamenti. Temperature minime intorno ai 4-6 gradi, massime sui 19 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.